Prima a Forlì per 2 giorni, poi a Conselice, il comune tra i più colpiti dall'alluvione in Emilia. La squadra veneta della Croce Rossa è appena tornata dopo una settimana di lavoro senza sosta per portare soccorso e aiuti alle popolazioni. Tra di loro Manuel Levorato del Comitato di Padova, infermiere e operatore specializzato nel salvataggio in acqua. Nei primi giorni la corrente era molto forte, noi siamo dotati di gommone rafting, da raft, e abbiamo prestato soccorso di tutti i tipi, sia dal punto di vista sanitario, quindi il classico 112/118, ma con la difficoltà di dover soccorrere con 1 metro e mezzo d'acqua, quindi portare via anche i pazienti, a portare i pasti perché non c'è luce. Niente corrente né acqua potabile per chi resta in casa. La Croce Rossa porta cibo, medicinali e presta soccorso arrivando nelle abitazioni a bordo dei gommoni. Un lavoro senza sosta in collaborazione con le squadre che arrivano da tutta Italia grazie ad una solidarietà incredibile. Le persone sono di una dignità incredibile, sereni nella loro drammaticità, ok, ci ringraziano al nostro passaggio e noi ce la mettiamo tutta.